Nei locali del Rio Volley, in maglia blu con spalline bianche, allenate da Federica Vezzù ed Elisa Salvetti, giocano col capitano Sofia Calore alzatrice, Cristina Polato opposto, Giulia Mazzoni e Silvia Cecconi schiacciatrici, Valentina Viotto e Fanny Cesari centrali, Camilla Loro libero. Le ospiti dell'Alutecno Spernumia, in maglia blu con inserti azzurri, guidate da Dario Crivellaro e Giuliano Bazza, schierano Anna Claudia Montanino alzatrice, Marta Palma opposto, Alessandra Guiotto e Francesca Palma schiacciatrici, il capitano Elena Betto e Valentina Facco centrali, Alice Lazzarin libero. Ottimo avvio del Rio, avanti sul 7-2 coi punti in attacco di Polato e Cecconi sommati alle azioni vincenti della centrale Viotto, ma due ace di Marta Palma accendono il Pernumia, che recupera sull'8 pari. La ricezione deficitaria del Rio favorisce il break delle ospiti che bersagliano la loro portandosi avanti dapprima sul 14-11, quindi sul 18-15, ma due ace della Cecconi e un preciso contrattacco della Mazzoni ribaltano il punteggio sul 21-20 per il Rio. Il concitato punto a punto finale si risolve a vantaggio del Pernumia grazie all'ace della Betto e a due attacchi errati del Rio, l'ultimo dei quali con la Cecconi chiude il primo set sul 25-23. Federica Vezzù fa entrare la giovane banda Beatrice Francescon al posto della Cecconi. Primi scambi della ripresa all'insegna dell'equilibrio. La neoentrata Francescon si mette subito in luce sia in attacco che in battuta, ma il Pernumia risponde con le ispirate giocate dell'opposto Marta Palma, che tiene a galla le ospiti fin sul 10-9. Gli errori al servizio si sprecano ed è il Pernumia a sbagliare di più, mentre il Rio marca punti pesanti al centro con la Viotto e con l'ace della Polato scappando via sul 16-12. Le ospiti perdono sicurezza in ricezione e sbagliano in difesa. Il Rio ne approfitta martellando con Cristina Polato. Imprime l'accelerazione risolutiva con due impeccabili contrattacchi di Giulia Mazzoni, volando su 24-16, per poi conquistare in scioltezza il secondo parziale col diagonale vincente dell'ottima Polato. Coach Crivellaro fa entrare l'alzatrice Sara Rango al posto della Montanino e la banda Melania Lunati per Francesca Palma, mentre rimette l'opposto Marta Palma, sostituita durante il secondo set da Giorgia Bonassin. Il Rio ricomincia a stentare in ricezione, sprecando l'iniziale vantaggio di 3 punti. Polato e Viotto passano in attacco, ma Betto e Palma tengono in scia il Pernumia sul 10 pari. Un improvviso blackout delle ospiti lancia il Rio sul 15-10. La Cecconi, subentrata alla Mazzoni, sigla un ace, ma poi sbaglia la battuta, avviando la rimonta del Pernumia che colpisce con Palma, Lunati e Facco, rientrando sul 18 pari. La giovane Francescon risponde alla Palma, il Pernumia fallisce un attacco, Silvia Cecconi mette giù due palle pesanti, poi uno svarione della difesa ospite dà al Rio il 24esimo punto. Infine il servizio in rete della Guiotto regala il terzo set alle locali. Nel Pernumia l'alzatrice Montanino rientra al posto della Rango. Il Rio riparte di slancio con gli attacchi vincenti di Viotto, Polato e Francescon. Molto bene anche la Cecconi. Il Pernumia però non demorde e basta un leggero calo in attacco del Rio a rianimare le ospiti, che si portano al comando sul 13-9, spinte da Guiotto, Lunati e Palma. Riappaiono inquietanti fantasmi a far vacillare la ricezione del Rio. Le locali si bloccano subendo le perentorie azioni del Pernumia, che fa il vuoto sul 18-11. Il tiebreak sembra inevitabile, ma sul 21-13 si spegne la luce per le ospiti, che dilapidano 6 punti, favorendo il recupero del Rio sul 21-19. La rimonta sembra svanire sul 23-19. La Betto su primo tempo proietta il Pernumia sul 24-21, ma non è finita. La Polato fa il cambio palla, la Betto spara fuori una veloce, poi le ospiti commettono invasione, 24 pari. È l'epilogo, la Francescon corona una gara super firmando gli ultimi 2 punti, prima su contrattacco, poi col muro vincente sulla Palma, che fa esplodere di gioia atleta e pubblico del Rio. L'obiettivo iniziale della società era comunque salvare la categoria e comunque stiamo andando bene perché stiamo mantenendo il secondo posto, anche se stasera purtroppo è andata male e comunque secondo me il punto di forza della nostra squadra è comunque l'attacco dell'opposto e un grandissimo gruppo che si è venuto a creare anche se con elementi nuovi quest'anno. Ci sono stati un po' di problemi in ricezione, però ci siamo ripresi abbastanza bene, non abbiamo avuto paura come
altre volte magari è successo che insomma ci siamo abbattute alla prima difficoltà, era una partita molto difficile e abbiamo dimostrato di saper fare qualcosa e qualcosa di molto positivo, per cui il risultato della partita è estremamente positivo, abbiamo portato a casa 3 punti importanti e dopo una serie di brutte partite sconfitte questo ci dà la carica per affrontare bene l'ultima parte di campionato, che sicuramente sarà molto difficile e molto complessa, insomma. Dovevamo riscattarci dopo la sconfitta di 2 settimane fa a Mestre e abbiamo dimostrato comunque di avere un buon carattere, una buona forza di squadra e adesso siamo riusciti a guadagnare dei punti importanti e possiamo credere ancora di arrivare entro le prime 4 e speriamo nelle prossime partite di dimostrare quello che possiamo fare e soprattutto in trasferta dove abbiamo mancato un po' di continuità. Ci siamo portati a casa un 3-1 in maniera convincente, anche se il quarto set è stato a rischio per il fatto che sul 19-21 ci sono stati più di qualche tentennamento e questo purtroppo è una situazione che si ripresenta in più di qualche partita, per cui sto cercando in allenamento e tutti gli allenamenti di lavorare proprio su questo aspetto di non calare di tensione e di tenere la concentrazione proprio per garantire sia la fase punto che la fase contrattacco. Questo è un anno particolare perché stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto negli ultimi 5 anni. Dall'Under 13 alla 14 e alla 18 sono passate nell'eccellenza e questo ci ha permesso comunque di portare atlete sia in prima divisione che in Serie D. Il vantaggio che abbiamo è che riusciamo a formulare delle squadre con atlete quasi al 100% di nostra proprietà, nate e cresciute dal nostro vivaio, e speriamo che il futuro sia roseo. La partita di questa sera è stata sicuramente molto bella, molto intensa e tra l'altro le atlete più giovani hanno dato un contributo notevole.